Ho fatto un'esperienza in comune a Padova, che ho lavorato con la polizia locale, polizia municipale. Mi sono trovato benissimo, mi hanno trattato come uno di loro, nessun tipo di problema, e mi hanno seguito dal primo istante che io sono entrato in quella struttura. Avevi già pensato a fare il poliziotto da grande? Ti stimola, No, ti veramente affascina? non ci avevo mai pensato, anzi ero un po' in ansia ad andare lì, perché diciamo che sono un po' un caratterino difficile. Beh, mi ha fatto crescere dal punto di vista di serietà e maturità, e ho capito che nell'ambito lavorativo non è tutto noioso e fissato, ma ci si può anche divertire, essere un po' più flessibili. Lo stage l'ho svolto in Irlanda, a Dublino, per 3 settimane. Mi è piaciuto molto l'ambito lavorativo a contatto con la clientela. Che cosa ti ha insegnato? Mi ha insegnato il lavoro di squadra, perché ho lavorato con altre persone all'interno, e la costanza e i determinati lavori di orari, altre cose. Che esperienza hai fatto di stage? Ho fatto l'assistenza in un centro di accoglienza per disabili all'IRPEA. Un'esperienza a sé non mi ha aiutato per un futuro lavoro, ma comunque è stata un'esperienza importante. Io sono stato con il mio amico Pietro all'IRPEA, che è un centro sociale dove accolgono le persone con disabilità mentali. Mi hanno fatto integrare bene nel loro gruppo e mi hanno stupito anche il loro modo di lavorare, perché loro riuscivano a fare dei lavori che io non pensavo potessero fare, e la leggerezza in cui loro lo facevano. Sono andato presso Piombino Dese in un'azienda chiamata Ompi, Stevanato Group, la quale si occupa di flaconi, siringhe o insomma prodotti farmaceutici. Cosa facevi? Quali erano le tue mansioni? Ho lavorato presso l'amministrazione, l'ufficio tecnico e risorse umane, e mi hanno insegnato molto. E ho lavorato presso uno studio notarile a Padova, ma questa esperienza mi ha insegnato tutto ciò che sta dietro a un atto notarile, anche sulla proprietà, sui beni, anche sulle tasse, ma soprattutto come si lavora all'interno di un ufficio, come vengono pagati gli impiegati, e anche come l'ordine e la puntualità da rispettare. Ho fatto un'esperienza lavorativa in farmacia, nella farmacia Zotti di Pianiga, sotto Venezia. E com'è stata questa esperienza per te? È stata molto utile, perché comunque ho imparato a conoscere un ramo della medicina, e soprattutto secondo me è veramente molto utile per i ragazzi della nostra età, perché insegna anche ad affrontare la vita anche nel futuro, un'esperienza lavorativa futura, quindi può dare un'idea anche sul percorso da percorrere poi quando saremo adulti. Ho svolto un'esperienza lavorativa presso una struttura di recupero mentale, la Meridiana, a Padova, e ho svolto attività ludiche per il recupero appunto mentale dei pazienti, ma anche come somministrare i farmaci e quali tipologie, quindi è stato anche un primo impatto nell'ambito della medicina. Mi ha stupito, mi aspettavo un ambiente un po' più strano, invece l'ho trovato come un posto molto riposato anche per i pazienti. Allora, ho fatto lo stage all'ASCOM Padova, che praticamente erano dei servizi per le piccole e medie imprese, riguardanti appunto vari settori, tali quali appunto marketing, ufficio paghe, ufficio tributario. Ho imparato appunto a collaborare con i dipendenti dell'azienda, gli orari di lavoro, svolgere comunque delle mansioni in totale indipendenza. Cosa ti piacerebbe fare dopo la scuola? Beh, sicuramente l'università, perché comunque ti apre più porte per il futuro.